E adesso vediamo Corini cosa farà. Sì, Però il Morgan. Chievo ha le potenzialità per salvarsi, dai. Sì, no, non mettiamolo volevo- neanche in discussione. Volevo sapere, prima che gli togliete le pile, dall'ammiraglio, cioè, Dimmi. una domanda tecnica, tu che conosci Corini, ci interessa un po' per il Chievo, cioè, ma il cappuccino lo prende con poca schiuma o molta schiuma? Cioè, la Eugenio schiuma li si prende il posa sul cappuccino. naso? Sì, Come- scusa, perché non riesco con la telecamera davanti a inquadrarti, perché io vedo anche quando parli. Ecco, adesso dimmi. No, dico, il cappuccino lo preferisce con molta schiuma o poca schiuma? E soprattutto gli si puccia il naso nella schiuma, cioè com'è? E sopra la brioche con marmellata al miele, come la vuole? Ci La interessa? brioche vuota, cappuccino senza schiuma, perché così beve un po' di più latte, senza schiuma, Mi sembra- ed è un ragazzo semplicissimo, non ha nessuna esigenza. Ho capito. Ti chiede e io non mi chiedeva niente. Anche tantissimi miei Cioè, clienti, lo so quello che bevevano. intuivi cosa voleva, ho capito. Scusa, due bustine o una bustina? Una bustina, una. Fare una domanda a Mariangela. No, sì, che ore sono? Sempre troppo presto. Certamente, io l'ho detto prima, la seguivo anch'io ai tempi, insomma, adesso ha lavorato insomma, in altri mittenti Nella preistoria. del territorio, quindi non si può nominare, però insomma, una grande professionista, per me sì, l'ho detto già prima. Sempre, sei inossidabile, sei come l'imitazione prima. Inossidabile, mi ha detto. Inossidabile. Scusa, se Sì, ti sì, interrompo, prego, mi Morgan. ricordo dell'ammiraglio, è vero, è sempre stato così, mi ricordo quando ha posato la prima pietra dell'arena, sempre... Pescara 0 e Lazio 3. Mi verrebbe da dire la partita della Lazio è close. Sì. È arte quando si vedono i bambini lavorare sul campo. Ha molte cose in connessione All'arte, alla danza, a tante cose, a livello coordinativo soprattutto. Il problema è che poi andando avanti col tempo si pretendono i risultati e magari si penalizza il talento. Ho sentito i testi di questa canzone di Olindo e devo dire che con questa canzone mi ha toccato dentro. Secondo me, sì. Si è riscattato Lindo, bravo. Scusa Gigi, Sì. no, volevo dire una cosa, hai parlato di Pirlo, l'ho incontrato settimana scorsa a Milano con la sua ragazza, ho detto ciao Pirlo, ciao Pirla. Ma Gigi, raccontaci di te quando lavoravi che c'era la TV in bianco e nero. Ah sì, c'era la TV in bianco e nero. vero. Certo, certo. No, tu non tremerai, non tremerai, amor mio, amor mio, amor mio. Grazie, grazie di cuore. Bravo. Morgan, cosa dici? Ti è piaciuta? No, guarda, allora si sente che mi ha dato emozione, capito? Quindi per me può tornare. Se il vero Morgan vedesse questo finto Morgan direbbe quasi quasi vieni a farmi da sosia perché comunque è tale e quale praticamente. No, Facciamo ti tornare anche ringrazio, lui, no. facciamo tornare allora la settimana Troppo prossima. buono. No, per me Morgan... Tanto comunque... dico, No. è inutile che fai il lecchino, tanto ti dico no. No, scherzo, no, volevo rispondere a un SMS che passava, che si chiedeva cosa ci fai, quello lì col gatto grigio in testa, Sì, esatto. a una trasmissione in Serie A, se la sua squadra non gioca nemmeno in Serie A. Non so per quale squadra tifi, ma penso che la tua squadra, quando la mia giocava in Serie A, giocava nei campi della parrocchia. Grazie, ciao. Però il primo radiocronista ero io. Poi abbiamo detto Volevo testimoniare a favore dell'ammiraglio. Mi dica. No, volevo testimoniare la tua lunga esperienza, infatti mi ricordo un periodo che insomma ai tempi non c'erano tanti soldi, che lui per pagarsi il lavoro del dentista ha lavorato anche a Radio Tartaro. Se ci sono le mogli dei calciatori in tribuna, si salvi chi può. La Garella si era spogliata, era rimasta in reggiseno e mutandine. In tribuna questo, guarda che ti sto dicendo verità. Scusa, perché mi ascolteranno. Portatelo via perché forse sta parlando del Moon River. Mi ricordo anche, adesso non ricordo il nome di chi era, che è andato a fare anche poi una manifestazione musicale a Reggio, ha fatto Disco Reggio.